Ben ritrovati cari amici, oggi facciamo un giretto molto corto perché purtroppo la Paola ha qualche problema. Andiamo in zona Bordano per vedere una montagna che è da un pezzettino che mi interessa andare a vedere come è fatto questo altopiano e mi ha incuriosito anche perché ci sono circa un 30 tornanti grosso modo per salire. Bordano è molto conosciuto perché è la città delle farfalle. Almeno credevamo fosse così, ma il nostro viaggio avrà delle svolte veramente interessanti. E ci vediamo dopo. Sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ocho velocidad. Siamo a Castel Daviano, in realtà non c'è un vero e proprio castello ma ci sono 4 ruderi. Secondo voi un motociclista serio cosa fa? Aspetta che si rigirino da questa parte o passa adesso? La Paola vuole che passiamo senza farci il bagno, vabbè. Non è proprio una scurtatoia quella che abbiamo fatto il giro un po' largo, è bello anche cambiare strada. E dato che non ci sono divieti, prendiamo la forcella Chanzutang. Con una valle così liberiamo il gatto. E proseguiamo il nostro viaggio lungo questa meravigliosa vallata. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. In questa zona le piscine naturali sul fiume Arzino sono sempre piene di gente che va a fare il bagno. Non so se è il caso di andarci adesso, perché anche d'estate l'acqua è gelida. E iniziamo la forcella Chanzutang. Cavolo, c'è qua? Ma che cosa c'è? Una gara di velocità in salita fino a Inselio. Ma giù dove c'era il bivio tol mezzo di qua, non cartello. Bisogna fare la Val di Preone. Eh sì, ok. No! Ritorniamo su questa super statale perché la forcella purtroppo è chiusa con segnaletiche veramente ridicole, con un cartello da 20 cm illeggibile. Uno in un tornante dovrebbe parcheggiare, scendere, guardare il cartello, capire cosa vogliono dire, dove è chiusa e decidere cosa fare, sempre in mezzo al tornante. Qui il 1,5 metri col ciclista non si rispetta. Ci è venuta un'ispirazione strana, visto che questo nome mi sembrava un nome familiare. Strada provinciale 44. Siamo arrivati a Lauco e dovrebbe essere qui vicino, credo.
Ragazzi, questa piccola deviazione è diventata un viaggio. Però ci ha incuriosito questa forra. Il sentiero non sarebbe proprio per scarpette da moto. Infatti andiamo giù un pochino e vediamo com'è. Alla faccia dei gradini. Il percorso è un po' troppo impegnativo per queste calzature qua, è meglio tornare indietro. Dato che siamo arrivati fino a qui, proviamo a vedere se troviamo anche qualcuno che ci indica se questa strada porta nel Zoncolan. Siamo arrivati in Val di Lauco. Qui proviamo a vedere se c'è un'anima viva per chiedere. Buongiorno signori, sapete mica se di qua si arriva al Zoncolan? Ho visto che c'era un cartello sotto. Sapevamo che noi che dobbiamo andare, però Ah, sono le malghe, l'ultimo pezzo è un po'... abbiamo trovato due simpaticoni qua in cima allo scollinamento che ci hanno detto che effettivamente questa strada arriva sul monte Zoncolan e la proviamo perché non l'ho mai fatta, quindi proviamo un'alternativa. Sì, è una pista questa. Aspetta che non cantiamo troppo vittoria. Mamma mia, sembra un buco. Sembrava andare giù per un burrone. Anche se non sembra dall'inquadratura della telecamera, qui veramente tira molto la strada. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Questo percorso risulta molto impegnativo perché ha una pendenza incredibile e se sbagli marcia qua vai giù come un salame. Ci sono tornanti strettissimi in pendenza e la strada non è proprio pulitissima. Speriamo si trattengano queste mucche. Però ragazzi, che figata sta strada qua! Ma guardate dove siamo arrivati! Se vogliamo, su una scala di impegno da 1 a 10, questa strada è un bel 8. Come paesaggi, 11. È stata una strada veramente impegnativa, ci ha fatto sudare, però lo sforzo ne è valso la pena. Ora ci fermiamo in questa malga per fare una piccola pausa e anche forse rifocillarci.
E siamo arrivati. Dopo un'ora di sterrato e salite inverosimili siamo arrivati in questa malga. Rifugio. Questo rifugio, hai ragione. Scusami amore, hai sempre ragione. E abbiamo anche mangiato volentieri. Ripartiamo dopo un pranzetto veloce, molto burroso, e adesso ci fermiamo qua su in cima un attimo che facciamo fare un giro anche al gatto. Ridiscendiamo dal Zoncolan da questo lato che è molto bello. Va bene, il Monte San Simeone lo faremo un'altra volta. Veramente oggi è una giornata con una sorpresa inaspettata. Ci stiamo immettendo nella Val Pesarina e qui saliremo verso Caserarazzo. Guarda che panorama. Anche per oggi è tutto, cari amici, grazie per essere stati in compagnia con noi fino a questo momento. Vi auguriamo tanta buona strada e ci vediamo alla prossima. Ciao!